Gli allevatori della provincia di Agrigento potranno contare su 800.000 metri cubi di acqua destinata all'irrigazione proveniente dagli invasi Castello e Prizzi, oltre a quello disponibile presso la traversa Favara di Burgio. Questa misura è stata disposta da un'ordinanza firmata dal commissario delegato per l'emergenza idrica in agricoltura e zootecnia, Dario Cattabellotta. La decisione è stata presa durante una riunione presso Palazzo Dorleans, alla quale hanno partecipato la cabina di regia per l'emergenza idrica, l'assessore all'agricoltura Salvatore Barbagallo. Dalla riunione è emersa la necessità di una seconda irrigazione di soccorso per evitare il disseccamento e la morte delle coltivazioni. Questa misura è particolarmente cruciale per proteggere le produzioni di alta qualità come l'arancia di Ribera DOP e la pesca di bivone IGP, che coprono complessivamente un'area di 7.000 ettari. L'acqua potrà essere utilizzata anche al di fuori del comprensorio consortile 3 di Agrigento e, se necessario, l'irrigazione di soccorso potrà proseguire nel mese di settembre, previa valutazione della disponibilità delle risorse idriche. In particolare, l'acqua della traversa di Favara sarà utilizzata fino al suo esaurimento in vista dei lavori di dragaggio previsti per il mese di settembre. Per gli invasi del Castello e Prizzi si dovrà garantire anche l'uso idropotabile e la salvaguardia dell'ittofauna. Per questo motivo il Consorzio di Bonifica, i gestori degli invasi, i gestori del servizio idrico come AICA e AMAP attiveranno un monitoraggio continuo per prevenire situazioni di crisi e, se necessario, avviare il trasferimento dei pesci. Questa misura rappresenta un intervento fondamentale per sostenere l'agricoltura e la zootecnia della zona, settori già fortemente provati dalla scarsità di risorse idriche. In merito interviene il Presidente della Regione Schifani. È una scelta, evidenzia il Presidente della Regione, per sostenere i nostri agricoltori e gli allevatori in un momento di estrema necessità per proteggere e preservare le culture di eccellenza della nostra terra, ma anche il benessere economico e sociale delle comunità locali. Il governo regionale è al fianco del settore agricolo e zootecnico in un momento di particolare crisi. Proprio per questo motivo ho già stanziato decine di milioni di euro per limitare i danni dovuti alla siccità.